motivo nasce perché da qualche anno mi occupo di biciclette e di ciclabilità a Napoli e in quest'ambito mi era stato richiesto di progettare una rastrelliera per il Museo Pan. Progettando la rastrelliera per il Pan, una notte ebbi l'ispirazione e feci uno schizzo per la M della metropolitana. Dopodiché sono venuto a sapere del concorso Napoli Design District e ho pensato che fosse l'oggetto giusto. L'ho realizzato insieme ai fabbri di Rua Catalana e alla corporazione battilamiera di Rua Catalana e quindi poi ho partecipato al concorso ed è andata bene. Funziona per le stazioni della metropolitana, quindi nelle piazze dove ci sono stazioni della metropolitana si possono legare ai due lati 2 biciclette o anche 4 biciclette nei casi, diciamo, per i bravi giocatori di Tetris. Si legano le biciclette al fianco e soprattutto avendo tutti questi punti di attacco si possono ben legare entrambe le ruote, il telaio, il sellino e quindi la bicicletta è tutta messa in sicurezza. Adesso stiamo cercando di proporre alla metropolitana di Napoli per installarlo in tutte le stazioni, però poi anche alle altre metropolitane, prima in Italia, poi magari in giro per il mondo, vediamo. E sto anche già progettando per realizzare un'altra rastrelliera sempre dedicata a Napoli per il lungomare, oltre quella che sta andando avanti, di cui parlavamo, del Museo Pan. La mostra è dal 1 all'8 aprile tutti gli anni, quest'anno il primo è Pasquetta, quindi dal 2 aprile. Alcuni oggetti saranno esposti qui all'ufficio centrale delle poste a Piazza Matteotti diciamo saranno raccolti i progetti più importanti che hanno partecipato al concorso Napoli Design District. La mostra tende comunque a valorizzare quelli che sono le competenze di design e dell'artigianato napoletane. Quindi era importante avere progetti sicuramente contemporanei, sostenibili, ma progetti che valorizzassero proprio le nostre competenze, le nostre eccellenze. Soprattutto in un momento come questo il design cambia quello che diciamo il suo paradigma. Al posto di cercare di essere un prodotto su larga scala, cerchiamo di passare dal globale al locale, quindi di riprodurre localmente i nostri oggetti con la nostra tradizione artigianale, soprattutto quella nostra più forte è quella di Battilamiera di Rua Catalana. Attualmente sono già state installate alcune rastrelliere, possiamo dire, per parcheggiare le biciclette nei pressi della stazione metropolitana, ma nessuno se ne accorge. Purtroppo Napoli è una città nuova per la bicicletta, una città in cui non c'è, anche chi sta iniziando ad andare in bicicletta non ne ha una cultura approfondita, quindi non riesce nemmeno a rendersi conto magari del fatto che esiste una rastrelliera. Gli oggetti che sono stati installati sono degli oggetti molto funzionali, ma che non hanno un richiamo didascalico quasi, non richiamano la propria funzione e non hanno un impatto formale, scultoreo importante. Io vado in bicicletta a Napoli da più di 3 anni, tutti i giorni, o quasi, e faccio anche lunghi spostamenti di 10-20 km. Oggi sta diventando un po' più facile andare a Napoli perché dopo tanti sforzi nostri, io faccio parte di una ciclofficina popolare, la ciclofficina Massimo Troisi, dove tutte le settimane ripariamo biciclette, e di Critical Mass, che è un movimento che da anni a Napoli cerca di rendere la città un luogo più ciclabile, più vivibile in bicicletta. Diciamo che le cose sono molto migliorate. Dopo il nostro lavoro adesso c'è anche un impegno da parte dei politici, quindi da parte delle istituzioni, che stanno lavorando, loro sono più nuovi del campo e si stanno impegnando molto. Per fortuna ci chiedono una mano ogni tanto, visto che noi oltre a saperne abbiamo anche un po' più di cultura della bicicletta e speriamo di fare sempre meglio. Napoli è una città che sta diventando e diventerà secondo me più bella quando si va in bicicletta, perché ci saranno più spazi liberi dagli ingorghi delle auto, più spazi liberi da auto parcheggiate e ci sarà un po' più di silenzio per ascoltarci e ascoltare gli altri al posto di sentire i rumori degli automezzi. Oggi essere giovani architetti a Napoli è una bella esperienza perché è difficile, come lo sappiamo tutti quanti, però io sono contento di questa difficoltà, sono molto felice perché mi rifaccio a quelle che sono le teorie sulla resilienza. La resilienza è la capacità di un sistema di reagire positivamente a una situazione di difficoltà.
E in questa situazione di difficoltà io penso che oltre ad avere tante occasioni che non avrei avuto, come quella di questo concorso di progettazione, diciamo, di questi oggetti di design, ti costringe a mettere in gioco veramente te stesso al 100%, a mettere in gioco la propria creatività e quindi aiuta a riscoprirsi. Certo, se le cose fossero un po' più semplici, nel senso ci fossero veramente date poi tutte le possibilità di cui avremmo bisogno, saremmo un po' più attivi. Però adesso sappiamo dove dobbiamo andare e diciamo che quindi le difficoltà ci aiutano.